Allo stadio Franco Scoglio va in scena la 16ª giornata del campionato di Serie D. Amici della Wii Sport, ben ritrovati. Questa è Città di Messina e Gia Virtus. La formazione di mister Giuseppe Furnari è nel miglior momento della propria stagione, a quota 19 punti in classifica dopo l'esploit esterno sul campo dell'Ogri firmato da Galesio e Codagnone. Dall'altra parte invece la formazione di Giacomo Tedesco, Gia Virtus, in totale crisi societaria e di uomini, appena 15 oggi indistinta. Nell'ultimo turno ha perso per 1-0 contro il Castro Villari, 3-5-2 per mister Furnari, confermato con Paternini tra i pali, Bellopede, Berra e Bombara in difesa, sugli esterni Crucitti e Fragapane, a centrocampo Nicosia insieme al rientrante Ferraù e a Calcagno. In avanti la coppia gol di Logri, Codagnone, Galesio. Siamo pronti per partire con il film del primo tempo e sarà subito shock per il Città di Messina, perché all'8° minuto attacca Gia Virtus, azione dalla destra, Spriglia mette all'indietro, la conclusione derivata da Berra, arriva Dodaro col mancino e porta in vantaggio Gia Virtus al minuto 8 a sorpresa. La formazione di mister Tedesco è avanti allo stadio Franco Scoglio con il gol del proprio numero 4, sta affilata mancina su cui Paterniti non poteva nulla. Gia Virtus, come detto, è in vantaggio. Il Città Messina prova subito a reagire qui, sventaglia il pallone da destra verso sinistra, errore della difesa dell'Igea, prova ad approfittarne Galesio, la sfera arriva tra le braccia di Coppola, si resta sullo 0-1 quando c'è un calcio di punizione affidato a Francesco Calcagno. Coppola va a sistemare la barriera, si aspetta solo il fischio, parte Calcagno con il destro e sfiora clamorosamente il gol su calcio di punizione, pallone di pochissimo alto sopra la traversa. Buona chance per il Città di Messina, problemi invece per mister Tedesco che deve fare a meno di Velardi. Ecco il primo cambio, dall'altra parte però c'è ancora il Città di Messina in avanti che riconquista il pallone qui con Nicosia che allarga sulla destra dove c'è Crucitti, ancora Crucitti all'1 contro 1 con l'avversario, mette il pallone dentro, deviato, traversa, non ci può arrivare Codagnone, ma è pericoloso il Città di Messina che adesso ha un corner. Calcagno mette per Nicosia, ancora Nicosia, non la mette ancora per Calcagno, la mette dentro, Coppola pasticcia, c'è Galesio, ancora Galesio, ancora lui, quarto gol, il secondo consecutivo, il quinto stagionale, lui fa Galesio, porta al pareggio il Città di Messina. Tutto da rifare al minuto 40 del primo tempo, l'attaccante argentino ha trovato il gol che manda le due squadre negli spogliatoi per la fine del primo tempo. 1-1 al gol di Dodaro. All'8° minuto ha risposto Galesio al 40°. Tra primo e secondo tempo, primo cambio per mister Furnari, entra Dama al posto di Bellopede. Poco dopo sarà ancora costretto a prendere dalla panchina il tecnico floridano, entra Cangemi. Ci sarà tempo anche per Fofana al posto di Crucitti e per Giuseppe Costa al posto di Capitan Bombara. Il Città di Messina che attacca, Berra rilancia per Galesio, allontana Diamutene, ancora Galesio in possesso del pallone, mette per il corridoio verso Codagnone, il destro ciccato, finisce il pallone sul fondo. È un Città di Messina diverso in questa seconda frazione. Ferraù ha un calcio di punizione quando siamo al minuto 80. Con il mancino Ferraù sul secondo palo, trova Galesio, mette dentro Galesio, un po' di confusione sul pallone, si avventa Codagnone e il gol del vantaggio del Città di Messina. Ancora Ale Giant, ancora Alessandro Codagnone, esplode la gioia dell'attaccante messinese che sigla il suo secondo gol consecutivo, il secondo stagionale, il secondo in campionato, e si abbraccia con il partner d'attacco Galesio, decisivo anche lui quest'oggi. Esce proprio Codagnone, al suo posto Silvestri, ma attacca Gia Virtus. Bella qui la triangolazione che porta alla conclusione verso la porta. Paterniti però dice di no al giocatore della formazione barcellonese. Ultima chance per il Città di Messina qui con il pallone che viene messo verso Giuseppe Costa, ancora Costa che salta un paio di avversari, entra in area di rigore Costa, ne salta un terzo, Costa va col destro, para Coppola in presa bassa. L'ultima chance della partita ce l'avrà Gia Virtus, confusione in area di rigore, il pallone che viene allargato qui sulla destra verso Spriglia, ancora Spriglia che mette dentro la sfera, deviata, Paterniti ci mette una pezza ed evita come gira alla sua porta. Triplice fischio allo stadio Franco Scoglio, il Città di Messina vince per 2-1 in rimonta al gol di Dodaro. Rispondono prima Galesio e poi Codagnone. Un Città di Messina che chiuderà il girone d'andata il 23 dicembre in quelle di Castro Villari. Noi amici della Wii Sport vi porgiamo un cordiale saluto e vi rimandiamo alla prossima.